Soldato Causero Angelo, soldato Causero Ermenegildo. Giulia e Trieste in particolare, devo dire, sono molto orgogliosi e commossi di aver vissuto questa giornata accanto alle nostre forze armate. Devo davvero ringraziarvi di cuore, è stata una giornata piena, intensa. Ringrazio in particolare l'esercito italiano. Invio poi a nome di tutta la regione il mio ringraziamento al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che oggi ha voluto rendere onore a uno dei luoghi più simbolici della Grande Guerra. Siamo stati con lui sul Monte San Michele, il monte consacrato dal sangue di migliaia di giovani, cui oggi guardiamo con pietà e rispetto senza più distinguere il colore della divisa. 100 anni fa l'Italia scelse la guerra come via per completare la sua unità nazionale. È difficile giudicare le scelte di un secolo addietro alla luce dei valori di oggi, anche se allora non mancò chi vide sbagliato il ricorso alla violenza. Ma ciò avvenne e messa alla prova l'Italia combatté. Giuntasi in qui allo stremo, trovò in sé forze vive che non conosceva e vinse. Solo dopo capimmo che nelle trincee si era cementato un senso di appartenenza nazionale, una coesione di cui oggi, negli anni difficili che stiamo vivendo, abbiamo grande bisogno di risentire nostra. Ma si deve ricordare che quel 24 maggio non fu uguale per tutti. Questi luoghi saranno sempre testimoni dolenti dei lunghi anni della Grande Guerra, combattuta proprio qui, nelle trincee del Carso, nelle grandi battaglie attorno all'Isonzo, sulle nostre montagne. Qui vennero a morire da tutta l'Italia, nel nome dell'Italia, e qui accogliamo nel Sacrario di Re di Puglia le spoglie di 100.000 caduti. Morirono lontano da casa anche moltissimi ragazzi triestini, friulani, sloveni, istriani, gente di questa terra, arruolati con l'Austria già nel 1914 nel 97° Imperial Regio Reggimento o sulle navi della Marina Asburgica. Esiliati a lungo dalla storia, rendiamo onore anche a loro. È dunque giusto che il lungo percorso dell'esercito in marcia si concludesse oggi qui, a Trieste, dove si addensano i luoghi più simbolici. Sulla testa di quel molo laggiù, dopo più di 3 anni di lutti, di dolore e di silenzioso eroismo, il 3 novembre del 1918 sbarcarono dalla nave Audace i bersaglieri e il tricolore fu issato a San Giusto. La prima guerra mondiale era finita, solo la prima purtroppo. Poi un altro terribile conflitto mondiale e sempre su questo confine un dopoguerra feroce. A lungo l'Europa ha vagato nel buio prima di sradicare odio e divisioni e finalmente avviare quel processo di integrazione che ci sta assicurando la pace da 70 anni. Pensiamoci bene prima di intaccare questa garanzia che si chiama Unione Europea. Il nostro passato ci insegni a non ripetere errori fatali. Il Friuli Venezia Giulia, una regione fatta di tradizioni e lingue diverse, che in armonia convivono, è al servizio di questo ideale di riconciliazione e di speranza per il futuro. Nel ricordo della Grande Guerra c'è stato il maestoso concerto del maestro Riccardo Muti, proprio qui di fronte. La messa di Papa Francesco, la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dalla nostra regione è già partito un forte messaggio di coraggio e di pace, che oggi ripetiamo a Trieste con maggior vigore. E lo inviamo a tutti gli italiani, a tutti, come un abbraccio. Grazie.